Grazie Presidente. Cambiamo discorso. Cambiamo discorso e ci occupiamo di un ente sanitario sovraregionale e stiamo parlando dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è un istituto appunto che è riuscito in qualche maniera a mettere insieme 3 regioni per fare alcune attività. L'iniziativa è interessante, c'è solo un piccolo problema nell'ultima nomina. Abbiamo fatto questa interrogazione su segnalazione, ovviamente. E allora noi interroghiamo per sapere se nel nominare il dottor Manlio Palei come componente del CDA di questo istituto, che poi è stato anche designato presidente, siano state fatte tutte le verifiche necessarie per verificare appunto che non ci siano incompatibilità o conflitto di interessi o comunque ogni qualsiasi possibile condizione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità. Grazie. Risponde l'assessore Telesca. Sì, su questa questione devo un po' fare un ragionamento ovviamente normativo, poi comunque avrà la copia della risposta. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente la cui organizzazione e la cui gestione sono disciplinate secondo l'accordo approvato con la legge regionale 24 aprile 2015 numero 9 in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 93 numero 270. Tale accordo intercorre tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, come disposto in generale all'articolo 2 dell'accordo in parola e fermi i compiti istituzionali statali, opera quale strumento tecnico-scientifico per assicurare agli enti cogerenti e quindi ai dipartimenti di prevenzione e ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica nell'espletamento delle funzioni in materia di igiene, sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione. Oltre al direttore generale, che è l'organo di gestione dell'ente, e al collegio dei revisori, organo che vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvedendo agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, è organo dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie anche il Consiglio di amministrazione, con compiti tuttavia di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 soggetti, nominati dal Presidente della Regione Veneto e designati in propria rappresentanza dal Ministero della Salute e da ciascuno degli enti cogerenti. Tali soggetti devono possedere professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza degli alimenti e, ai fini dell'immissione nelle relative funzioni, non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39, come espressamente indicato anche al comma 3 dell'articolo 10 dell'accordo sopracitato. All'uopo si rileva che il decreto legislativo 39/2013 disciplina i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali di amministrazione attiva di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie è un ente pubblico a tutti gli effetti e il rapporto tra lo stesso e gli enti cogerenti in relazione al conferimento dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione a propri rappresentanti non rientra nella peculiare disciplina di cui al decreto 39/2013. Ivi il legislatore infatti dispone in merito ad incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato, regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o da enti di diritto privato in controllo pubblico, con lo scopo di evitare a priori situazioni di eventuale conflitto in relazione all'ente gestionale presso l'ente di provenienza e presso l'ente di nuova assegnazione. Nella fattispecie il dottor Palei proviene dalla Regione stessa. Le funzioni di gestione, peraltro,
sono connesse all'incarico di direttore generale ed è proprio con riferimento a quest'ultimo incarico, nonché a quello di direttore sanitario amministrativo nelle aziende sanitarie locali, che il legislatore dispone peculiari condizioni ostative. Ad ogni buon fine si sottolinea che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che non è un'impresa privata, che può avere interesse a condizionare l'azione di una pubblica amministrazione, ha funzione strumentale di carattere tecnico-scientifico per gli enti cogerenti e persegue indubbiamente uno scopo pubblicistico comune, in questo caso a più pubbliche amministrazioni. In merito, infine, alle indennità e ai rimborsi riconosciuti ai componenti del Consiglio di amministrazione che prestano l'ufficio in parola al di fuori dell'orario di servizio, si rileva che gli stessi sono determinati ai sensi dell'articolo 10,11 dell'accordo di cui alla legge regionale 9 del 2015, in misura fissa percentuale sulla retribuzione prevista per il direttore generale dell'istituto. Tutto questo è comunque stato anche sottoposto al responsabile dell'anticorruzione. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. Grazie. La ringrazio per le precisazioni. Rimane non specificata diciamo, la compatibilità o incompatibilità rispetto al codice etico della Regione, che non avrete ritenuto di dover confrontare. Per il resto la ringrazio.